Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza che come sempre vi porta le immagini più belle, divertenti, di aggregazione e di iniziative della nostra bella Italia. Ad esempio oggi siamo stati per l'ennesimo anno a Puti in occasione del Palio di Puti che si tiene in piazza Garibaldi e che come ogni anno ha riscontrato veramente un enorme successo sia di pubblico e anche per l'evento stesso. Guarda il servizio e poi magari se ti sei perso un pezzettino di quello che trasmettiamo potrai tranquillamente rivederlo sul nostro portale tuttiinpiazzatv.com. Qua, ecco il palio, vieni, vieni, venite davanti, eccolo qua. Dov'è il capocontrada? Un secondo, calmi ragazzi. Fatemi una chiamata trionfale per Alessandro Fiori. Di più che non vi sentiamo, dai, sciu! Ora un po' meglio, dai. Ci siamo ragazzi? Stefano Nicolai, eccolo qua. Allora ragazzi, è un momento storico per voi. Immortalatelo con i vostri cellulari perché non facciamo bis se non il prossimo anno. Stefano, vieni qua sotto, per favore. È il momento della consegna. È il momento della consegna. Eccolo qua, Lorenzo, bravissimo come presidente. Fate i complimenti anche a chi ha disegnato il cavallo grigio. Oh, piano, piano. Bravi ragazzi, complimenti ancora. Vieni che c'è anche il drappo del seggio, Drappo del seggio importante anche questo, tenetelo con cura, ragazzi. Attenzione. Ok, adesso vieni Alessio, Lorenzo, due parole vanno fatte. Lorenzo. Ma penso che la platea abbia già detto tutto. Complimenti perché avete dimostrato, avete creduto con noi che la manifestazione era più importante della tipologia di cavallo. Abbiamo vinto oggi. Bravi a tutti, complimenti. Lascio la parola al sindaco. Complimenti per la bellissima vittoria alla Contrada alla Croce, complimenti all'organizzazione perché è stato fatto di tutto per disputare questo palio al meglio, ha vinto la festa e ha vinto Buti. Grazie a tutti e da subito cominciamo a lavorare per il futuro del nostro palio e per continuare a vedere edizioni belle come queste. Grazie. Ok, c'è anche questo oggetto, vieni capitano, la croce, vieni ancora qua che abbiamo anche il trofeo, lo diamo, non ce la fanno? Ve lo consegniamo giù a basso. Io poi voglio farvi una domanda, la risposta non te lo posso tirare, come faccio a tirarlo? Dai, vieni. Allora, la domanda che dovete farvi è se avete visto poi la differenza tra i purosangue e gli anglo-arabi. Ci potete parlare per 12 mesi e la risposta al bar. L'emozione è stata la stessa, le corse sono state combattute e per voi avete vinto, quindi signora, lei non c'ha problemi. Vero? E se ce lo dice la signora, che vedo sempre alle aste a Newmarket, lei è una signora che sa proprio tutto dei cavalli da corsa, ci possiamo credere. Arrivederci, grazie, bravi a tutti. Vai. Un applauso anche al nostro speaker, impeccabile come sempre, grazie. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza. Oggi siamo qui a San Mauro Pascoli, proprio dove c'è ancora la storica casa di Giovanni Pascoli, all'interno di Villa Torlonia, in occasione della festa della De Bagoin Malatora, questo dovrebbe pronunciarsi più o meno così, ovvero la festa fondamentalmente del maiale, perché Bagoin
in dialetto romagnolo significa appunto maiale. Ci sono molti modi di identificare il maiale, soprattutto dicendo porca troia, porca miseria, porco diavolo, insomma noi abbiamo scelto così fra le varie figure questa che è porca troia, che non manca mai all'appello, insomma, giusto per modi di dire. Andiamo col servizio, ma attenzione che questo servizio, oltre che conoscere in varie sfaccettature il maiale, abbiamo anche occasione di capire che gli incontri amorosi non accadono solamente in balere, in discoteche o ultimamente ai supermercati, ma addirittura anche all'interno di cimiteri. Non ci credi? Guarda il servizio. Allora siamo insieme ad Arlotti Guglielmo. Come andiamo oggi? Molto bene. Allora, questa festa, mi può dare la pronuncia giusta? Festa de Bagoni, E poi c'è anche il surrogato, alla festa dei Bagoni. Allora, ci spieghi un po' di cosa si tratta? Io sono la parte dei dolci, faccio i biscotti, tutti i tipi, ciambella, queste. Quindi le bagone è un biscotto, È un giusto? biscotto. È un biscotto, ma la tora cos'è? Viene bagnato? Cos'è? Viene bagnato da questo maiale, via, No, quindi insomma il maiale anche oggi protagonista assoluto. assoluto di questa festa. Perfetto, bene. Come si suol dire, del maiale non si butta via niente, Niente. della maiala neanche il numero di telefono. No, neanche il numero. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie. Potremmo dire che la situazione è bollente. Bollente, molto. Fa un po' fatica. Allora, bagoi, ma qua c'è anche della ciccia, c'è anche dei primi, c'è un po' di tutto. C'è tutto, primi, carne. Cosa proponete come cena questa sera? Ai ai ragazzi, qua il fumo sa. Ma là che te lo vedi qui. Siamo in piena versione gastronomica. Allora, questa sera cosa proponete? Un menù completo da partire dalle tagliatelle, poi c'è tutti i tipi di carne alla griglia, fino ad arrivare alle verdure. Quindi doverosamente cucina romagnola, giusto? Certo, certo. Quindi che vino affianchiamo a questa cucina Adesso romagnola? non lo so, dopo devi spostarti e chiedere più su. Allora faremo così, mi fa un saluto molto da bagoi? Miseria. Abbiamo chiesto qual è il menù di questa sera e ce l'hanno detto, sono stati molto dettagliati, però non ci hanno saputo indicare quale vino accostare a questa cena. Sangiovese puro di Romagna, Sicuro, eh? sicuro. Se ci mettessimo il Lambrusco, no? L'Ambrusco lo bevono a Bologna, noi in Romagna beviamo il Sangiovese. Ok, perfetto, quindi dal baffo più bello della Romagna il Ecco. consiglio è Sangiovese. Sangiovese. Grazie. Non dei colli del Rubicone come fanno quelli di Faenza, ma proprio del Rubicone. Quindi mettiamo proprio la trincea, no? Quindi... Siamo molto campanilisti. Allora, da dove a dove si può bere il buon Sangiovese da voi? Buon Sangiovese partendo da Soliano fino al mare, Ok, perfetto. seguendo il Rubicone, Savignano, Gatteo, San Mauro Quindi Pazzo. seguendo il fiume, Sì. così vi dà anche la dritta, se bevete troppo sapete l'indicazione giusta. Sì, così arriviamo al mare, andiamo a fare il bagno, dopo averci ubriacati. Ma sei fantastico, grazie. Prego. Mi raccomando, non cuccare troppo questa sera. Cuccare, vieni qui che facciamo 80 kg di tagliatelle, vedi te cosa cucchi dopo. Il bagoi, non l'avete preso il bagoi? È tutto Bagoin qui. Tutto bagoi. Tutto Bagoin. Vabbè, non ho capito. Alla faccia della dieta. Sì, ma quando ce l'ho. Poi tra l'altro vedo che voi avete fatto un mix, cioè Sangiovese e birra. Sì, perché noi siamo tradizionalisti, ma ci piace anche innovare ogni tanto. È giusto, quindi diciamo che il bagoi sta bene anche con la birra. Sì, benissimo, infatti l'ho presa io. Perfetto. Complimenti, siete una bellissima famiglia, buona serata. Grazie, grazie. Allora, siamo qua con questa bellissima coppia, come vi chiamate? Lilli, Renzo. Renzo, siete sposati? siamo due vedovi. Due vedovi. Due vedovi che ci siamo messi insieme. Oh, che bello, questa è una bellissima notizia. Dalla storia. La nostra storia, Ma noi abbiamo molto tempo, potremmo ascoltarla. Facciamo un sunto, quindi vi siete trovati dopo una grossa delusione. ci siamo trovati dopo da vedovi tutti e due. Siamo due vedovi, siamo incontrati dopo 45 anni che non ci vedevamo più. Ci siamo incontrati al cimitero e lui mi dice: io sono vedovo anch'io, sai? Io vedovo anch'io. Siamo usciti a mangiare una pizza, dal di lì ci siamo trovati che stavamo bene insieme. Ci Ma facevamo che bello! compagnia. Cioè, diciamo così, nella tristezza dell'evento, però è arrivata la felicità, in un funesto evento di incontro. Bene, quindi vi siete incontrati ed è scoppiato l'amore. Sì, dai, stiamo bene insieme, sono già 8 anni che stiamo insieme. È bella donna, complimenti. Allora, senta, ma lei ha mai detto con lui sei un bagoi? No, non mi permetterei mai, no.
Assolutamente, no. Non è un'offesa perché il romagnolo, No, non gliel'ho mai detto, no. Bene. Non ci penso neanche. Perfetto, siete una bella coppia, grazie e buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera. Allora, siete impegnatissime qui a proporre le cose della vostra azienda. Sì, Come si chiama? azienda agricola I Casetti. Bene, allora, parliamo di roba a chilometro meno che zero, giusto? Sì. Quindi fate tutto voi, carne. Sì. Ai romagnoli piace questa... Certo, tantissimo. È mio nipote che comunque, avendo l'azienda, lavorano tantissimo perché gli piace, è molto giovane, però vede che veramente è una cosa che la gente piace, mangiare genuino e naturale. Bisogna ritornare alle origini. Poi tra l'altro mi dovete spiegare da dove arriva questa carica che avete, che batte le ventenne. Anche perché non siamo più giovanissime, però col fatto che vediamo le persone che vengono, che hanno piacere di mangiare, stare in compagnia e assaggiare i nostri prodotti, a noi questa cosa ci fa piacere. Sì. Bene, perfetto, mi fate un bel sorriso allora ai nostri amici in questo momento? Grazie, buonasera a tutti, Buonasera buon a proseguimento. tutti. Grazie. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. Abuti Max Pulse di Massimo Moriconi, costruzione, manutenzione, assistenza e ristrutturazione piscine, addolcitori e depurazione acqua. Chiamaci per un preventivo gratuito. L'Officina Perduta, locale storico di Bientina, è un pub house attrezzato per l'accoglienza e la qualità del servizio, per trascorrere alcune ore di relax in un ambiente caldo e confortevole. A Perignano, Spinelli Illuminazione. Dal 1980, l'illuminazione di qualità. Selezione dei migliori marchi nel settore. È una progettazione illuminotecnica e light design all'avanguardia per spazi residenziali o lavorativi. Dopo il sole, Spinelli. Abuti, località La Croce, tappezzeria Baroni, arredamenti su misura con servizio personalizzato, vendita di prodotti artigianali e tende per ogni necessità, un punto di riferimento per gli arredi su misura. Tutti in piazza!